Coach Totire, quarta di campionato, Event Sandonà contro Unitrento, questa sera altra partita trascinata al tie break con due set giocati positivamente per ciascuna squadra, poi l'ultimo set ceduto a Trento. Parliamo dei primi set, dei primi quattro, molto altalenanti da entrambe le parti però. Gran recupero anche sulle percentuali di ricezione dell'Event, quindi un punto positivo c'è per alcuni momenti su alcuni set. Sì, le percentuali di ricezione sono buone, un po' altalenanti, però voglio dire loro hanno rischiato il servizio, noi su un paio di situazioni ci siamo fatti trovare impreparati, l'analisi che hai fatto è giusta, bisogna aggiungere che purtroppo abbiamo perso perché in attacco siamo stati davvero deficitari con qualcuno e abbiamo provato a sistemare un po' le cose e non è andata. Loro quando ci hanno toccato poi hanno rigiocato bene, noi abbiamo avuto degli sprazzi anche come difesa, come tocchi a muro molto buoni e basta. Questo è stato, la mancanza sicuramente è stata l'attacco. Perché la partita è finita 3-2, uno chiaramente non si spiega perché si vincono due set molto facilmente, poi si subisce invece gli altri. È un problema, noi abbiamo chiaramente tanta pressione per dover raggiungere assolutamente il risultato, questo non aiuta ma ci devono fare l'abitudine. 25-19 secondo set, invece 25-15 il quarto set, quindi comunque la prestazione c'è, la continuità sui primo e il terzo set è un po' mancata. A metà proprio del primo e il terzo set c'è stato un calo di prestazione della squadra. Sì, soprattutto perché abbiamo sbagliato qualche battuta in più rispetto ai set che abbiamo vinto, ottenendo pochissimi punti. E poi momento importante, oppure eravamo a pari punti, eravamo sotto di due, non siamo riusciti a recuperare, un po' perché in contrattacco abbiamo fatto tanta fatica e un po' perché loro hanno ricostruito bene qualche azione. Il primo set per esempio abbiamo fatto un paio di ricostruzioni dopo difesa, abbiamo fatto il secondo tocco sbagliato, ma nel primo set l'unica giustificazione che posso trovare è quella di essere chiaramente un po' sotto pressione, molto tesi e quindi qualche tocco è stato errato. La settimana scorsa diceva che durante questa settimana avrebbe cambiato i ritmi in allenamento, ha portato i frutti alla luce delle prestazioni di questa serata o c'è qualcos'altro ancora da cambiare? No, ha portato i frutti per quanto riguarda la ricezione, un po' meno per l'attacco, abbiamo lavorato tantissimo davvero in attacco e quindi è solamente un aspetto mentale perché in attacco siamo andati bene anche durante l'allenamento, abbiamo spinto tantissimo, soprattutto mercoledì, giovedì e venerdì davvero tanto. Quello poi è un aspetto mentale perché bisogna accettare il fatto che di là c'è un avversario che può difendere e quindi cancellare mentalmente quello che è successo e provare a difendere anche noi. C'è stata qualche azione così molto lunga, noi ne abbiamo vinte poche, la prossima volta faremo meglio sicuramente. La prossima volta sarà sabato 1 di febbraio, sarete in campo contro Pordenone che questa sera ha vinto 3-0 con Torino, quindi prendendo un po' di vantaggio su Event Sandonà. Con che atteggiamento vi porterete a Pordenone sabato? Una gara difficilissima in casa da loro, una buona squadra, sono venuti qui, hanno vinto, ci hanno messo davvero in difficoltà, l'atteggiamento deve essere quello di non avere niente per la testa, avere la testa libera anche dalla pressione di dover raggiungere il risultato. Dobbiamo giocare fuori casa, dobbiamo affrontare questa squadra a viso aperto perché può essere una soluzione. Loro hanno indubbiamente il fattore campo in casa, hanno il fattore punti in classifica a favore, chiaramente hanno un atteggiamento migliore di noi perché appunto privi di qualsiasi pressione. Per l'attacco modificherete qualcosa o continuerete l'allenamento che avete portato avanti questa settimana, visto che i frutti li ha dati? Sì, guarda, tecnicamente c'è poco da correggere e mentalmente. Io nello spogliatoio ho detto di creare ogni palla un'opportunità per fare punto. Quando si è liberi in attacco e cercare il campo, per cercare il punto, prendere qualsiasi tocco indipendentemente dal fondamentale come una sfida tra noi e la palla. Questo secondo me è la cosa giusta da fare. Stasera a sprazzi si è vista, soprattutto al tie break non abbiamo mollato, abbiamo fatto delle difese buone, ottime, delle azioni lunghe. Noi dobbiamo continuare così e concretizzare però con il terminale d'attacco.